Oggi io e Valeria siamo a Cagliari e siamo venuti a fare quella che abbiamo chiamato una missione dell'Ediana, cioè siamo venuti a cercare gli omaggi che la città di Cagliari ha reso a Grazia Deledda. Questa è una delle due lapidi bronze che l'associazione Amici del Libro aveva posto nel 1971 in occasione del centenario della nascita di Grazia Deledda, appunto nel 1871. In queste due lapidi vengono citati alcuni suoi testi. Perché? Perché Grazia ha vissuto a Cagliari diversi mesi, tra fine 1899 e i primi mesi del 1900. Qui ha conosciuto suo marito, futuro marito, le ha fatto la proposta di matrimonio, lei ha accettato, a gennaio si sono sposati a Nuoro e poi sono tornati a Cagliari. Da qui sono ripartiti per il viaggio di nozze a Napoli e poi definitivamente si sono trasferiti a Roma. Fioriscono liri di velluto sotto gli svelti pini e i giunchi ed i narcisi profuman l'aria. Stendono-si i viali verdi deserti e in lontananza i rami ricamano gli sfondi rosei. Qui siamo praticamente sul Belvedere, adesso non si vede ma c'è la Sella del Diavolo e tutto il golfo. Infatti in questi scritti si parla sia del Golfo degli Angeli che di Montorpino, un buon cammino. Qui si vede tutta la città. Andiamo a cercare il prossimo tributo.